Grazie agli organi di informazione, intanto che questo è il momento dedicato a loro per la presenza, e grazie a tutti voi che siete qui all'inizio di questa giornata che sancisce l'avvio della prima edizione di questo importante incontro culturale e musicale sulle vie del Prosecco, che ha avuto la sua edizione sperimentale l'anno scorso, nella sua edizione 0, dandoci una grandissima soddisfazione e consentendo peraltro anche di testare dal punto di vista organizzativo questo format. E devo dire che forse per proprio gli elementi costitutivi di questo festival, per l'animo e il cuore che ci si è messo, si è percepita subito l'anima di questa manifestazione. Penso che la prima uscita dell'insieme vocale Città di Conegliano a Sochi l'anno scorso, seguita peraltro quest'anno da un'altra bellissima occasione a Jaroslav, sempre in collaborazione con i solisti di Mosca, abbia posto le basi per questa bella manifestazione. Quando ne abbiamo parlato l'anno scorso con Dmitri, con il maestro e con l'organizzazione, personalmente era un po' titubante perché mi rendevo conto che stavamo mettendo in piedi una cosa importante e abbiamo voluto subito, già dalla prima edizione o dall'edizione 0 sperimentale, fare un ragionamento che non fosse solo legato a Conegliano ma che fosse nell'ambito di una rete. L'anno scorso avevamo trovato la disponibilità immediata delle amministrazioni di Vittorio Veneto e di Follina, soprattutto in considerazione soprattutto a Follina anche del luogo così particolare dove si tiene questa manifestazione. Quest'anno peraltro abbiamo anche l'aggiunta di Colle Umberto in siti che sono particolarmente di valore anche dal punto di vista della loro caratteristica. Questa collaborazione quindi quest'anno si conferma con il Comune di Vittorio Veneto, che ringrazio, l'assessore Uliana che è qui presente, ringrazio ovviamente Roberto per la sua disponibilità immediata quando ne ho parlato, anche perché con la musica ha una certa dimestichezza. Abbiamo qui presente l'assessore di Colle Umberto, di Follina, il vice sindaco che rappresenta anche il sindaco con il quale mi ero rapportato e che ha condiviso questo progetto, e ovviamente poi vedremo anche Colle Umberto. Mi piace anche accogliere e salutare, oltre agli sponsor dell'anno scorso, a partire da Masottina, il gruppo Federico Capraro, l'associazione di albergatori, anche quest'anno il presidente del grande consorzio del Prosecco Doc, che ci affianca anche in virtù peraltro, e questo non può che far piacere, del fatto che il Prosecco sta prendendo piede in Russia, è apprezzato, e loro tra l'altro ne hanno parlato tutti gli organi di informazione. Ovviamente io non voglio rubare nulla al Presidente, ma anche le iniziative da poco fatte in Russia non possono che essere testimonianza di questo impegno e volontà loro di essere vicini alla Russia. Questa sera, nel ricordo dell'anno scorso, spero si replichi, ma mi pare che le condizioni siano tali. A me l'anno scorso ha fatto molto piacere vedere questa attesa trepidante per il concerto. Ricordo anche peraltro che c'era molta gente in più di quella che potevamo ospitare, e qualcuno ha voluto rimanere con l'orecchio sulla porta solo per poter percepire alcune note della serata che si è tenuta. L'anno scorso è stata una serata memorabile. Mi dispiace che non fosse presente Yuri Bashmer, ma a dimostrazione della grandezza di quest'uomo e del suo senso di responsabilità, credo sia stato bello cosa è avvenuto l'anno scorso, nel senso che questa persona, che non era fisicamente nelle condizioni di esserci, non ha voluto mancare almeno all'ultima sera, e l'ultima sera ci ha offerto una bellissima espressione culturale
sua al San Francesco. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Conegliano, questa sera a San Martino mi pare peraltro che sia tutto esaurito, quindi questa è una replica dell'anno scorso, però si chiuderà a San Francesco. Non lo so se riusciremo a replicare quello che è avvenuto l'anno scorso. L'anno scorso è avvenuto qualche cosa di magico, il presidente Zanetti era presente, molti di voi eravate presenti, la Laura sicuro che c'era, però le condizioni climatiche, i fasci di luce sulla collina, la straordinarietà delle esibizioni da Quarta a Yuri Bashmet ci hanno donato veramente una bellissima serata. Mi verrebbe da dire, concludo così, che avevamo un unico disturbo che erano i grilli, però mi è parso fossero intonati anche loro, e quindi tutto sommato è stata veramente una bella serata. Grazie a tutti perché avete contribuito, Marco in maniera particolare, affinché questa cosa andasse in onda anche quest'anno, e speriamo che cominciando quest'anno a numerarla sia una manifestazione capace di crescere e rimanere numerata negli anni, un punto, diciamo così, un appuntamento scritto nelle agende di tutti gli appassionati. Per noi peraltro è anche una bella occasione perché ha anticipato le attività dell'autunno del settembre coneglianese, e quindi ci fa piacere poter pensare che la settimana prima dell'inizio di settembre, e quindi quella a cavallo tra la fine di agosto e i primi di settembre, ci sia questo importante appuntamento. Grazie. Anche noi avremmo avuto piacere di sentire i Grilli cantare quest'anno, perché l'idea infatti iniziale come location era quella di offrire appunto una situazione magica, come l'hai definita tu, come può essere quella dell'abbazia di Pollina, di Villa Lucchesi, che è il castrum di Vittorio Veneto. E sarebbe stato sicuramente un ambiente affascinante dove riuscire ad apprezzare le note di questi musicisti, però purtroppo la stagione inclemente credo inevitabilmente ci avrebbe fatto ripiegare sul Teatro da Ponte, per cui abbiamo deciso di dare comunque la disponibilità del Teatro da Ponte, che peraltro, vi dicono, io non sono poi particolarmente esperta di questo, ha un'acustica eccezionale. Quindi credo che avremo, ecco confermi, avremo anche lì modo di apprezzare e di sentire questo concerto, che io credo vedrà, spero, l'affluenza di parecchi vittoriesi. Vittorio Veneto è una città che a me piacerebbe diventasse anche una città con questo tipo di vocazione, perché è una città che è legata fortemente al nome di Lorenzo da Ponte, tra l'altro un nome che noi intendiamo portare avanti e sviluppare proprio come marchio anche caratteristico di quella che è la nostra città. La nostra amministrazione ha raccolto la disponibilità già data dall'amministrazione precedente, portando convintamente avanti questo processo e quindi collaborando a questo tipo di iniziativa che crediamo sia assolutamente valida. Come diceva il sindaco Zambon, abbiamo un sindaco particolarmente sensibile alla musica, è musicista, però abbiamo anche una consolidata tradizione che è quella del concorso biennale di violino, quindi questo concerto noi lo vediamo anche come una sorta di apertura, di anticipazione di quello che sarà poi il concerto che vedremo svilupparsi nella nostra città a fine di settembre. Quindi anche noi come amministrazione ringraziamo questo invito alla collaborazione che ci è venuto, sperando di portare il nostro contributo in termini anche di numeri. Grazie. Ha un ruolo sicuramente importante per via dell'abbazia, che noi abbiamo una sensibilità particolare per la musica, anzi vorremmo chiamare, mettere il logo vicino a Follina città della musica, quindi abbiamo una predisposizione per questo tipo di concerti, questo tipo di manifestazione molto sentita, e daremo tutto il nostro massimo impegno e la nostra massima organizzazione affinché tutto risulti in migliore dei modi. Già lo scorso anno è risultato benissimo, questo è un anno così propedeutico, però quest'anno cominciamo i concerti così effettivi. Noi ci impegneremo al massimo affinché tutto avvenga al massimo dell'organizzazione.
Добрый день. Очень приятно вас всех видеть сегодня. Buongiorno, è veramente un gran piacere vedervi qui tutti quanti questa mattina. Я уже второй день здесь нахожусь перед фестивалем. Sono qui, è il secondo giorno che mi trovo a Conegliano. И оба дня думаю о том, что место, которое мы выбрали 2 года назад, подумали, что вот здесь можно было бы делать фестиваль, очень правильное. E stavo pensando che quando 2 anni fa ci siamo messi a immaginare e scegliere un posto e appunto poi scegliamo questo, appunto sono convinto di aver fatto una scelta corretta. Мы проводим и организуем много фестивалей, как в России, так и в других странах. Facciamo molti festival sia in Russia ma anche in altri paesi, non solo in Russia. И я знаю, что самые тяжелые – это всегда 2-й и 3-й фестивали. E di solito, per esperienza, i festival più complicati sono la seconda edizione e la terza edizione di solito. Потому что первый раз, когда ты делаешь, все хотят, никто еще до конца не знает, что это будет, но всем нравится поиграть в какую-то игру. Perché la prima edizione, la prima in assoluto, è qualcosa di nuovo, tutti vogliono fare, non si sa cosa è, che cosa sarà, come andrà a finire, però per qualche motivo la prima edizione va sempre bene. А 2-й, 3-й год это уже что-то есть, но еще это не до конца вросло, поэтому всегда вот непросто. La seconda edizione, la terza, è qualcosa che già c'è stato, non è ancora cresciuto, poi si trova in una specie di zona un po' di limbica, chiamiamola. Здесь, почему я говорю, что мне понятно, что здесь место было выбрано правильно. E perché io ho detto che questo è stato scelto giusto, perché qui tutti lo vogliono. И не просто хотят, а хотят что-то сделать для того, чтобы фестиваль жил, развивался, становился лучше и интереснее. E tutti quanti vogliono che il festival si realizzi in una maniera migliore, che si sviluppi e che si espanda e si evolva. Конечно, у нас есть потрясающий мотор фестиваля. Chiaramente noi abbiamo un bellissimo motore del festival. То, сколько сил, внимания, интереса, желания уделяет этому Floriano. Che appunto è il sindaco di Conegliano, Floriano Zambon, perché appunto tante iniziative attivo, insomma è veramente un motore in questo senso. Но для меня также очень важно, что те партнеры, которые у нас были в прошлом году, остались с нами и в этом году. Значит, им это важно. Per me è molto importante che i partner che erano con noi l'anno scorso sono rimasti anche quest'anno e per questo è molto importante. Потому что если мне нравится какое-то вино, совершенно не факт, что производителям этого вина нравится фестиваль. Perché non è detto che se a lui piace un vino in particolare e lui apprezza particolarmente un vino che della cantina del nostro bianco, non è detto che a lui della cantina piaccia il festival altrettanto. Но очень важно, что у фестиваля и новые партнеры появляются, которых в прошлом году не было. Это значит, что то, что мы делаем, здесь действительно нужно, и нас хотят поддержать, и люди думают, что вот здесь это нужно проводить. Ma contemporaneamente è da sottolineare il fatto, l'importanza che si sono aggregati dei nuovi partner alle iniziative, quindi questo ci dà per noi importante, così capiamo che stiamo nella direzione giusta, ci stiamo muovendo bene e che anche per loro è interessante far parte di questa avventura, chiamiamola così. Мне очень приятно, что мы расширяем географию концертов, потому что изначально, с самого первого года, планировалось, что концерты будут проходить не только в Conegliano, но и в городах Prosecco. Altro elemento importante è appunto ampliare la zona, cioè il perimetro, non solamente a Conegliano e le zone limitrofe, ma quest'anno è arrivato qua l'Umberto e poi speriamo di poter ancora... И прекрасно, что города нас поддерживают, то есть они тоже хотят, чтобы концерты фестиваля у них проходили. Molto bello che anche le altre amministrazioni ci appoggino, ci seguono e siano contenti di avere questa iniziativa. В этом году у нас впервые появились не только артисты уже о программе из Италии и России, но мы все-таки, как и планировали, начинаем международную E quest'anno, oltre ad avere degli artisti russi italiani, abbiamo cominciato ad ampliare anche la provenienza geografica degli artisti solisti che abbiamo invitato. Я думаю, что в дальнейшем мы будем продолжать это расширять. Questa tendenza
solamente può svilupparsi e ulteriormente allargare questa scelta geografica, chiamiamola così. Для нас всегда невероятно приятно работать, сотрудничать с хором Conegliano. Per noi è particolarmente piacevole lavorare con il coro di Conegliano, l'insieme vocale città di Conegliano. Потому что это такая уже искренняя дружба, творческая. Perché c'è questa amicizia sincera e anche artistica con loro. Что нам всегда очень приятно встречаться с ними, как здесь, так и в России, E когда per мы noi è sempre приглашаем. piacevole incontrarsi con loro sia in Russia e sia qui in Italia. Что-нибудь еще рассказать? Я могу долго, но давай ты уже теперь поговори. No, dice, posso continuare molto, però dà la parola a me perché potrebbe continuare anche molto, ma facciamo che aggiungo anch'io qualche elemento. Quest'anno, oltre ad aver allargato il perimetro delle amministrazioni, oltre ad aver allargato l'orizzonte dei solisti, dei paesi di provenienza, ci sono anche altri elementi. In particolare abbiamo fatto un giorno ci sarà una masterclass per tutti quanti gli studenti di musica del territorio, che ha avuto un gran successo, che al di là delle nostre aspettative ad oggi abbiamo non meno di 60-70 persone già confermate. Pensavamo di farlo in una saletta piccola, un po' per pochi intimi, invece abbiamo dovuto cambiare in fretta e furia per trovare una sala più grande, quindi è una bellissima cosa. Mi piace sottolineare ancora il rapporto con il territorio, con il coro, che è una realtà non professionale, perché sono tutte persone che fanno altro nella vita, però come dire, mettere insieme di questi artisti di questo gran livello con delle persone che non sono professioniste crea un'energia particolare che scatena delle cose incredibili, ed è molto ma molto preziosa per questo festival. Questo festival si caratterizza soprattutto per voler divulgare un linguaggio musicale al massimo livello, però fare soprattutto divulgazione. Gli artisti che abbiamo invitato non sono persone che hanno bisogno di questo festival per diventare ancora più famose, sono già nei libri di storia praticamente, ma lo si fa, li si invita con lo scopo appunto di fare divulgazione al più alto livello, in modo che il pubblico più ampio possa avere accesso a questi solisti e creare quella scintilla, scatenare quella scintilla che possa intaccare tutte le persone che credono nelle cose belle, nella cultura, che senz'altro migliora la vita delle persone. Sì, l'aspetto divulgativo, il masterclass, e queste sono le cose che appunto a me fanno particolarmente piacere, la risposta del pubblico e speriamo nel tempo clemente. Ecco, questo è. Allora, intanto il coro del Liceo Locale Città di Conegliano è nato 30 anni fa, infatti quest'anno festeggeremo il nostro 30ennale. È composto più o meno da 35 elementi, è un coro polifonico molto misto. E ci tengo a precisare che è un coro, come diceva Alessio, di non professionisti, quindi questo perché lo preciso, perché non è facile trovare artisti del calibro del maestro Bashmet che collaborino con delle realtà così diciamo piccole, diciamo il nostro piccolo, ecco. Il coro ha come attività un proprio repertorio abbastanza ampio, possiamo dal Rinascimento fino alla musica contemporanea. Abbiamo avuto modo di esibirci in parecchi luoghi importanti, da Treviso, Venezia, Milano recentemente, e anche con repertori abbastanza impegnativi. Ogni anno a Conegliano noi offriamo un concerto di Natale, dopo Natale, scusate, dopo l'Epifania, si chiama il concerto del nuovo anno, in cui proponiamo un repertorio fatto con l'orchestra, con i solisti, è un appuntamento fisso per Conegliano.
La collaborazione con il maestro Bashmet è nata un anno e mezzo fa, nel febbraio del 2013, dove il maestro ci ha invitato a Sochi al Festival Internazionale. Quest'anno invece siamo stati invitati nuovamente, con un grande piacere, alla città di Yaroslav, che è a 300 km a nord di Mosca, un altro festival sempre del maestro. Qui abbiamo proposto lo stesso concerto che noi faremo questa sera, è il concerto di Antonio Vivaldi, il Dixit Dominus RV 594, ed è per doppio coro e doppia orchestra. Lì a Yaroslav avevo trovato un coro locale, era un coro russo, però non è stato possibile purtroppo portarlo giù da noi, quindi ho dovuto creare un coro qui, anche in tempi molto ristretti, perché ho saputo all'inizio dell'estate che non veniva qui il coro, quindi abbiamo messo su un secondo coro. Questa sera saremo in 60 a cantare, 60 elementi. Volevo precisare anche che il coro, oltre a venire a fare il concerto di apertura, questa sera è anche parte attiva in tutti gli altri concerti, quindi per l'organizzazione logistica dell'organizzazione. Ci tengo a precisarlo perché devo ringraziare i coristi per la loro disponibilità anche con le loro famiglie, perché vi assicuro che l'organizzazione che c'è non è una cosa facile, è una macchina molto grossa che c'è dietro questo lavoro. Siamo arrivati alla prima edizione dell'anno scorso. Io mi auguro che, visto l'alto livello dei musicisti che hanno partecipato, che sono esibiti l'anno scorso, quelli di quest'anno, e anche vista la grande affluenza di pubblico e l'apprezzamento che c'è stato da parte del pubblico, queste edizioni possono andare avanti per tanti anni ancora. Grazie. Noi ringraziamo tutti, la mia famiglia del Bianco qui Conegliano ha sempre creduto fin dall'anno scorso in questo festival. Sono contento che al signor Grincenko piaccia il nostro vino e siamo molto contenti che questo festival piace a tutti noi. E cosa posso aggiungere? Posso aggiungere che questo festival sta diventando veramente importante, non solo per noi ma per tutta la città di Conegliano e soprattutto anche per le città limitrofe. E queste sono le bellezze del paesaggio del nostro territorio che vanno premiate in questa maniera. Diciamo che queste città si meritano un festival di questo livello. Stiamo seguendo il percorso e le logiche che il sindaco Zambonda, assessore al turismo, ha saputo portare alla nostra attenzione, perché siamo passati da un appuntamento straordinario dell'anno scorso ad un evento straordinario sul quale stiamo lavorando perché diventi evento turistico. La logica è proprio di avere all'interno di un contesto di eccellenza come quello del Prosecco e dei centri, delle ville e dei castelli nei quali andiamo a presentare questi appuntamenti, la logica anche di sviluppo economico che portano questi eventi legati alla rivisitazione dei centri storici in un periodo, in una stagione che è ancora una stagione estiva, quindi una stagione che ha bisogno di eventi, perché siamo comunque l'ultima settimana di agosto, e in prospettiva uno sviluppo turistico perché si sposano le nostre eccellenze principali, che è quella del Prosecco e quella dell'arte e della cultura, qual è la musica, in location straordinarie e che abbinano a questi elementi un mercato di riferimento, che è il mercato russo, sul quale c'è grande attenzione da parte di tutto il territorio in termini produttivi e in termini appunto di sviluppo turistico. Di fronte a queste presenza di condizioni, di presupposti, a questa dinamicità, a questa voglia e di entusiasmo che si è creato, credo che il Consorzio Marche Treviso e Camera di Commercio non potessero non intervenire con un contributo che desse la possibilità appunto a questo grande appuntamento di diventare grande evento e da oggi in avanti, come speriamo, anche evento turistico di grande livello. Beh, innanzitutto un grazie al Sindaco per averci dato anche
ospitalità. Ecco, io mi sento onorato di essere in un luogo così importante e bello di Conegliano. Diciamo che il nome del festival dice tanto, perché è Prosecco Festival. Il Prosecco è diventato dal 2009 un territorio molto importante, raggruppa 2 regioni con 9 province, quindi gran parte del Veneto, tutto il Friuli Venezia Giulia, e questo è, diciamo, un punto di partenza molto importante per quello che rappresenta il Prosecco. Il Prosecco rappresenta un territorio molto grande che dà il nome a questo vino che adesso è considerato da tutti un fenomeno a livello internazionale, perché è partito, diciamo, il successo è partito da questi luoghi, da Conegliano e Valdobbiadene, che rappresenta all'interno di queste 9 province, rappresenta l'area storica di produzione che ora si chiama Conegliano Valdobbiadene di OCG e rappresenta il territorio storico. Quindi come Prosecco DOC non siamo fuori luogo, ecco, perché rappresentiamo comunque quello che è nella sua pienezza il mondo del Prosecco. Il mondo del Prosecco adesso si parla di numeri veramente importanti. L'anno scorso abbiamo avuto un imbottigliamento pari a oltre 240 milioni di bottiglie. La vendemmia 2013, quindi nell'imbottigliamento del 2014 che si sta andando a concludere, andrà a rappresentare circa 250 ai 260 milioni di bottiglie. Il 65% di questo prodotto è destinato all'export, quindi anche alla Russia. Per noi il mercato russo adesso è da sempre considerato un mercato di grande potenzialità, sempre in espansione, non è un mercato facile, adesso è all'interno delle prime 15 nazioni a livello di export, potrebbe dare delle grandi soddisfazioni, come lo stesso mercato cinese, sono sempre lì che aspettano di partire. All'interno della Russia c'è stata una scelta dettata da motivi loro di non poter fare la pubblicità degli alcolici, e questo ha creato anche delle difficoltà di comunicazione. L'anno scorso, nel mese di dicembre, il Consorzio Prosecco DOC ha instaurato un importante rapporto con il Museo Ermitage, creando un apposito vino con un'apposita etichetta. È diventato il vino d'onore per 5 anni all'Ermitage, e questo ha fatto sì di poter andare a rappresentare questo nostro stupendo territorio che è stato da tutti voi evidenziato come patrimonio insindacabile, ecco, della nostra zona. Siamo andati a rappresentare il nostro territorio che è rappresentato in grandissima parte in quadri che sono presenti all'Ermitage da pittori anche locali, con il nostro vino che è un'espressione appunto di questo territorio. E quello che speriamo di poter fare, ecco, in questo momento qui, oltre che sostenere delle attività promozionali all'interno della nostra area, perché questo festival viene a svilupparsi nella nostra area, e speriamo, perché i progetti Alessio li ha buttati lì, ma sono anche, diciamo, che hanno anche qualche altra ambizione, speriamo di poterla realizzare per potersi espandere ulteriormente nell'arco del territorio. Ecco, quello che noi contiamo è proprio sull'internalizzazione di questo festival, per
per poter promuovere ulteriormente nel territorio russo il nostro vino. Ecco, attraverso il maestro Bashmet, che io sono stato una volta a Mosca poco tempo fa e uscendo dalla metropolitana me lo sono ritrovato questo volto, diciamo, conosciuto con una gigantografia per capire l'importanza che ha di fronte al teatro Tchaikovsky questo maestro. Allora, legare il nostro prodotto principe a dei grandi nomi della cultura internazionale sicuramente può dare solo che ulteriore prestigio al nostro vino. Noi le prove come sono andate ieri sera? Отличный хор. Il coro fantastico. Это еще Юрий Абрамович не произнес. Я сказал, отличный хор. Да. Я очень рад, что у нас темпы практически совпадают. Темпы хора, который выучен, и мои ощущения. Sono contento in particolare con i tempi, nel senso che il tempo con cui loro hanno studiato la partitura e il tempo con cui io sento di eseguire questa partitura combaciano. И хор очень гибкий. Il coro è molto flessibile, molto flessibile, sì. Если, как в оркестре, если ауфтакт резкий, да, то они это понимают, а если plano, то тогда cantare. Anche sui movimenti riescono a reagire molto velocemente, sia che sia un movimento rapido, secco, sia se sia un movimento più plastico e lungo, per cui anche tecnicamente mi è facile riuscire a entrare in sintonia con il coro. Ну и последнее пока что, я могу сказать, что репетиция доставила удовольствие. E in ultimo dico che appunto la prova mi ha dato molta soddisfazione. Вот. Обычно перед концертом не говорят такие слова, но я надеюсь, что Prima dei concerti di solito non si dicono certe parole, però в таком красивом месте, с такой акустикой in questo posto così bello, con un'acustica buona, звучит музыка великого Вивальди. risuona la musica di Vivaldi, insomma. Di Vivaldi. Il grande Vivaldi. Ну вот, а Дмитрий мне подсказывает, чтобы я сказал про Италию. Ну, а кто не любит Италию? Даже американцы любят. Voglio dire qualche parola così sul mio rapporto con l'Italia, che, come dire, come non si può non amare l'Italia, e quindi tutti amano l'Italia. Моя фирменная роспись на пластинке. Quando faccio gli autografi sui dischi, Это viola chiave. vedo per la chiave di viola, che è la chiave con cui si leggono le musiche scritte appunto per la viola. Значит, обычно написано. Это во всех странах. In tutto il mondo, chiaramente. Всегда я пишу con amore. E lui scrive sempre con amore, И потом italiano. viola chiave. Poi fa la chiave di viola, И одновременно это che è la B. La chiave di viola vedendo può essere la B. Poi lui scrive il suo nome. Perché questa è la sua firma. La fa, È da mettere via, peccato che abbiamo usato una brutta carta, quindi insomma. per dire quanto ama l'Italia, insomma anche nella sua firma c'è tutto, è evidente l'amore che c'è per questo paese. потом музыкантам нетрудно понимать итальянскую речь. Per i musicisti non è assolutamente difficile comprendere il linguaggio italiano, la lingua italiana. Ну, потому что 80%, Anche perché l'80% музыкального delle материала parole nell'ambito musicale это итальянские термины. è una terminologia italiana. Поэтому, когда я первый раз оказался в Италии, Per cui quando sono venuto per la prima volta in Italia, это было очень давно, ed era molto tempo fa, я удивлялся таким обозначением, как на дороге. e mi hanno Крупно sorpreso написано там, alcune Tranquillo, допустим.
alcune indicazioni sono, ad esempio, quando c'è scritto tranquillo. Или потом fermata. Oppure fermata, perché è un termine appunto anche quello musicale, fermata. Poco, там, pochissimo, molto, crescendo, diminuendo, очень много, forza, да? Sì, con forza. Staccato, legato, cantare, очень много, конечно, ясно уже. Molte parole che si adoperano nella lingua italiana attualmente appunto sono differenti linguaggi musicali, per cui è molto facile anche comprendere dove ci si trova, cosa si fa, cosa si può fare. Ну вот уже более 28 лет я летом преподаю в Академии Киджана. Io da 28 anni, Я считаю, что 28. da 28 anni. Точно больше 20, но близко уже туда. Dovrebbe essere quasi vicino ai 30, comunque 28 anni che viene in Italia la famosissima Accademia Chigiana di Siena, tenere i corsi e masterclass internazionali. Некоторые мои итальянские студенты получили alcuni dei miei studenti italiani hanno ottenuto dei riconoscimenti a concorsi internazionali, например, в Москве. ad esempio anche a Mosca, al concorso internazionale di Mosca. Могу сейчас как минимум 2 имени вспомнить. Mi ricordo almeno due persone italiane, due musicisti italiani di cui Один концертмейстер La Scala. Uno è la prima viola del teatro alla Scala di Milano, Его зовут Данило Росси. Danilo Rossi, che è stato appunto suo allievo. А другой работает в Катании, на Сицилии. L'altro dovrebbe lavorare in Sicilia, Тоже потрясающий парень. anche lui è un fantastico violista, Фантастику molto богатую. ha un cuore molto generoso, molto generoso. Это Бруно Буано. Bruno Buono. И много других итальянцев и итальянок. E molti altri italiani e italiane che con cui ho avuto il piacere di lavorare insieme a questi corsi. Вот, потом много лет назад, я уже не говорю о еде, о вине. Non voglio chiaramente parlare di cibo e vino perché Да. è evidente. И в Сиене, в одном из лучших ресторанов, A Siena, in uno dei più importanti ristoranti, я спросил, почему в этой пасте так мало трюфеля. Эта паста tagliatelle. e ha chiesto un giorno perché era un piatto di pasta con tartufo e ha chiesto come mai in questo piatto così poco tartufo. Хозяин очень симпатичный человек. E il proprietario del ristorante è una persona molto simpatica. И там вся семья работает. E tutta la famiglia lavorava in questo ristorante. И на протяжении этих лет маленький мальчик, это внук хозяина. Cioè si tramandavano di generazione in generazione questo ristorante. Он рядом, по узкой улице, рядом с рестораном, все время играл сам с собой в футбол. E c'era un bambino vicino a questa strada che giocava continuamente a calcio. Я его видел каждый год. E lui l'aveva visto crescere praticamente in tutti questi anni che ha frequentato. И один раз я его не увидел там. E una volta lui, cioè un bel giorno non l'ha più visto questo ragazzino. И я сказал, а где наш E dove è finito il nostro calciatore? Мне сказали, он в сборной юношеской команде по футболу. E questo giovane giocatore è andato a finire poi nella squadra di calcio della nazionale junior italiana. И в меню E nel menù ресторана хозяин ответил мне, что мало тартуфа, e c'è poco tartufo nel menù perché molto sale. Очень дорого. Да. Потому что очень дорого. ce n'era poco tartufo perché appunto è molto costoso il tartufo. И не будут это покупать. E quindi non comprerebbero la pasta perché se c'è troppo tartufo e costa tanto nessuno me la compra. Я предложил туда еще
Funghi porcini тоже. E lui ha chiesto di metterci anche di funghi porcini assieme. И на протяжении многих лет в меню E per molti, nel corso di molti anni nel menù было написано паста Юрий. E appunto ha dedicato questa pasta al maestro, pasta alla Iuri in pratica. Quindi è una pasta che viene fatta con tartufi e funghi porcini. Но, честно говоря, No, onestamente vi dico, я должен сказать, что одно другому немножко мешают. onestamente devo dire che i funghi e il tartufo un po' si disturbano, se devo essere sincero. Поэтому, честно, так между нами, Tra di noi questo però, dai. лучше, как у них было оригинально. Secondo me era meglio come era in originale, solo con i tartufi. И в этом ресторане я пригласил однажды, много-много лет уже тоже назад, всех профессоров Академии E in questo ristorante ho visto tutti i professori dell'Accademia Chigiana, потому что мне вручили орден итальянский. perché le hanno dato un'onorificenza italiana, Это комендатore. perché è stato nominato commendatore. И когда я Commendatore della Repubblica Когда я Italiana. приходил в ресторан, хозяин, E quando arrivo al который мне ristorante, очень нравится, сейчас он на пенсии, но я приходил, он всегда говорил, маэстро коммендаторе. E quindi dopo, quando entravo in questo ristorante, dopo che mi hanno dato questo ordine, maestro commendatore, prego, avanti, lo chiamavano in questa maniera. Есть такая русская традиция, E c'è una tradizione russa, это медаль или орден e quando ti danno una medaglia o un ordine, обмывают lo intingono nella vodka. Quando uno prende un'onorificenza la intinge nella vodka. Туда опускается и это пьется. E poi ci si beve. Да. И я сделал глупость. E io ho fatto una stupidaggine. Я по русской традиции опустил орден комендатора. Come per tradizione russa, io ho messo la mia medaglia di commendatore e l'ho messa Опустил в вино. nel vino. Водки нет там. Perché non c'era la vodka, l'ho messa nel vino. Вино скисло очень быстро. Il vino è diventato subito acido. И я очень переживал, что теперь сам орден, это очень красивый крест, Ed era un modella molto bello, una bella croce. Se non esporta. Che addirittura anche la croce si rovinasse a questo punto. но приехал через 2 недели в Москву. E dopo sono tornato a Mosca, dopo passate 2 settimane, И получил приглашение к итальянское посольство. e sono stato invitato dall'ambasciata italiana Это очень красивое здание. в in Москве, un bellissimo edificio che sta a Mosca, dove c'è la sede appunto dell'ambasciata italiana, И господин посол, e l'ambasciatore он не знал, что мне все медали. non era al corrente che a Siena mi avevano dato questo И он ordine. мне преподнес целый комплект. И получилось второй раз. Gliel'era dato e lui gliel'hanno ridato praticamente un'altra volta. Полный комплект. И я уже E отбывал. dopo l'esperienza fatta, questa medaglia che gli è arrivata dall'ambasciatore non ha più tinta nel vino. Но вообще я хочу сказать, что я очень рад, Non sono molto felice in generale что именно в такой красивой стране, in questo bellissimo paese, очень музыкальной, molto musicale, наш фестиваль che ci sia questo nostro festival родился, и теперь он уже Sia стоит nato. на ножках. e che comincio ormai a camminare un pochettino con le sue gambe, Он уже действует. cioè ormai è attivo. И таким образом мы в любых ситуациях мы всегда будем говорить между собой на языке музыки. E la cosa più importante è che adesso è nato fa sì che comunque noi continueremo a parlare tra di noi adoperando il linguaggio della musica. Потому что музыка
объединяет perché la всех musica нас. ci unisce tutti quanti. Это язык вот души. È un linguaggio dell'anima che va all'anima. Так что я хочу поблагодарить и E per questo volevo господина мэра ringraziare in particolare il sindaco за то, что у вас, что вы так любите музыку и per il fatto che voi выбрали нас для того, чтобы amate così tanto la musica e noi per darci la possibilità di realizzare questo festival. Вот надеюсь, что фестиваль будет открыт сегодня и что это будет так, на высоком E уровне. speriamo che questo festival si apra nel migliore dei modi, dall'inizio fino alla fine. Perfetto.